Se la magistratura ha inteso fare questo, vuol dire che andava fatto questo, punto. Lapidario il commento del presidente Zaia sul blitz delle fiamme gialle in microbiologia a Treviso. Gli uomini della Guardia di Finanza in Borghese sono saliti al primo piano per acquisire informazioni e documentazione sui tamponi rapidi. Al centro dell'attenzione un'inchiesta della Procura di Padova. So che sono stati, ma non ho neanche parlato con Benazzi o nessuno, mi hanno detto stamattina c'è stata, penso che se è attività meritoria che fa la magistratura, ben venga. Gli uomini della Guardia di Finanza hanno ascoltato il dottor Roberto Rigoli, nel mirino l'efficacia dei test rapidi utilizzati in Veneto e contestati dal professor Andrea Crisanti, autore di uno studio che ne metterebbe in dubbio l'efficacia. All'uscita dalla microbiologia era presente anche il direttore generale dell'ULSS Francesco Benazzi, che si è limitato a dire che sono state chieste informazioni in merito al funzionamento dei tamponi rapidi, un'attività, ha detto, collegata all'indagine di Padova, e non siamo certamente allarmati.